Buonasera a tutti ragazzi. Quante volte ho fatto video sulle eruzioni vulcaniche, tanti di voi mi hanno detto: ma se succede l'eruzione a Napoli, che succede? Qui parleremo del Vesuvio, non dei campi Flegrei in effetti. Quindi posso, per quanto ne so io, per quanto ho letto, per quanto ho studiato, in caso di eruzione del Vesuvio, ragazzi, che è uno dei più pericolosi, diciamo, al mondo, non ci sarebbero tante speranze per molti. Ciao Maria. Quindi la prima cosa che farebbe sicuramente sarebbe un forte boato, una colonna di cenere alta più o meno una quarantina di chilometri. Ciao Anna. E poi tutti i detriti incomincerebbero a cadere sulla terra. Quindi già immagino la scena. Quindi ragazzi, i tetti delle case si sbricano sotto la pesante, diciamo, colata di detriti, quindi valanghe di cenere increscenti. Quindi qualcuno mi ha detto: Giuseppe, io abito sotto al Vesuvio, che speranze ci sono? Cerco sempre di non far mettere paura di solito. Ma no, no, Ischia forse no, però arriverebbe pure qui a Salerno, è garantito, eh. Quindi partiamo da questo presupposto che, come ha detto, mezzo sud se lo salta, nel senso che nei 20 km intorno a Vesuvio, ragazzi, non, secondo me non salverebbe quasi nessuno. Quindi non prendiamoci in giro dicendo scappate oppure prendete, fuggite. Non sarebbe una bugia. A volte quando qualcuno mi fa la domanda io rispondo sempre: non ti preoccupare, non capita. Però se accadesse, diciamo per i 20 km intorno a Vesuvio, come potete vedere dall'immagine, no? Tu vedi che ci sono le case sotto, vedi tutte queste case che vedi qua nel video, queste sarebbero tutte, ma in un secondo me 10 minuti. Non lo so, qua sono tanti che minacciano, quindi non ti posso dire chi è. Oramai abbiamo fatto l'abitudine, quindi cambia di nome ogni giorno, quindi stavo dicendo ragazzi che non ci sarebbero quasi speranze per nessuno. Quindi in effetti è meglio se questo super vulcano stia fermo, perché distruggerebbe sicuramente, non dico tutta Napoli, ma quasi. Arriverebbe sicuramente la cenere pure a Salerno, quindi è meglio che dorme, meglio così, perché è dopo, vero? No, no, santo, non è ventilatore. No, io ho detto, molte persone mi hanno fatto la domanda: cosa succede se erutta il Vesuvio? Io abito vicino. Giuseppe, sai, mi hanno posto queste domande quando ho fatto dei video, diciamo, in passato, sulle conseguenze che potrebbero avere perché abitano sotto a chi abita vicino, e giustamente cerco sempre di non essere proprio, diciamo, di che non ti preoccupare, però che non è come credono in tanti, che erutta il Vesuvio e hanno il tempo, diciamo, di andare via, di scappare, e quindi diciamo il tempo non ci sarebbe, ragazzi. Io mi auguro, perché anche io sono del sud, che non accada mai, ho tanti amici napoletani,
e non è vero che ci sta cosa Salerno-Napoli, è tutta invenzione. Mi dispiace Danny, pure tu, non posso farci nulla. Brava, è meglio che si sta fermo quello. Allora, calcola che tutti i paesi vesuviani questo li dà da suolo. Non lo so, Roberta, di verità, non mi interessa se la vedono loro e loro. Tanto YouTube cancelli i messaggi, quindi va in automatico. Quindi ragazzi, il vulcano. Dove Alessandro? In effetti il Vesuvio è attivo, i campi flegrei sono attivi, il Marsili che sta nel Mar Tirreno, sì, sì, quello sì, è attivo, l'Etna è attivo, diciamo la zona del sud stiamo quasi tutti inguaiati, quasi, quindi diciamo i pericoli più grandi sono proprio questi tre, sì, dopo controllo. Ci sono questi tre, diciamo, Vesuvio, Flegrei e Marsili che fanno paura tutti e tre messi insieme. Il Vesuvio può radere al suolo Napoli tranquillamente. Ciao Ungle, good morning. Poi ci sta i cambi Flegrei, quelli meglio di no. Quelli possono, non il sud Italia, quasi tutta l'Italia, e possono fare cambiamenti climatici a livello mondiale, quindi è come lo Yellowstone, pericolosissimo. Sì, sono tutti i codici rossi questi qua. Sì, sì, ragazzi, tutta l'Italia sta inguaiata se succede. Il Marsini, sì, sì, ho visto, però più o meno è quasi normale oramai, non è diventato più un problema. Però qualcosa sta che non va perché ci sono troppi terremoti anche nel Tirreno, dallo stretto di Messina. Allora, in Sicilia sicuramente l'Etna che il magma fa tremare la terra. Però diciamo i peggiori ragazzi sono il Vesuvio, Campi Flegrei e il Marsili. Quindi questi tre fanno davvero paura. Il Marsili può provocare uno tsunami che può fare Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, di spazzavia perlomeno per buon parte diciamo della costa. Poi il Vesuvio è pericolosissimo. No, che io sappia, guarda, no, su Marte ho letto che ci sono stati dei terremoti. Sulla Luna no, che io sappia no. Adesso con questi questi diciamo vulcani qua, mezza Italia salta, diciamo si stacca proprio. Il Marsili è taciturno, sta sott'acqua, nessuno lo vede, però anche lui è un vulcano molto pericolosissimo. Quindi queste tre, l'Etna sarà pericoloso, non si mette in dubbio perché si ipotizzava che poteva provocare anche il famoso bingo one, se vi ricordate, però mai quando diciamo il Vesuvio e i Flegrei, questi sono micidiali proprio. È come se dicessimo Yellowstone, uguale. Pompei ragazzi, chi è andato a Pompei ha visto le scene. Sì, sì, ne so qualcosa come sempre ragazzi, io vi informo la situazione. Quindi non vi preoccupate, se so qualcosa ho voluto fare questo qua perché molte persone mi dicono che succede Giuseppe se esplode il Vesuvio, che dici no? Io abito vicino, ma giustamente cosa ti devo dire? Dimmi tu. Devo dirti metti l'anima in pace, non sono il tipo da dire così. Io sempre dico massima attenzione anche se sinceramente io non abiterei mai in quelle zone lì. Sì, sì, insomma, tu pensi che l'osservatorio, Alessandro, vuole andare via? L'osservatorio vesuviano vuole scappare da lì.
sono mesi che stanno cercando di andarsene. Quindi pensa un po', se l'osservatorio vuole andare via qualcosa sta che non va. Mica sono, sono pazzi. Quindi anche loro hanno paura di stare lì a osservare, diciamo, tutto. Perché sanno benissimamente che in caso di eruzione, cioè, loro sono i primi proprio. Diciamo che se questo esplode, questo vulcano, questo, come lo fermi? Quello a Salerno qui e dobbiamo fare bene attenzione. Figurarsi chi abita nei paraggi, ragazzi. Allora pensiamo Caserta, Avellino, tutte queste zone qui e devono fare attenzione. Immaginate tutti i paesi vesuviani che stanno sotto a Vesuvio e immaginate. Allora guarda Alessà, partiamo sempre dal presupposto che anche se saprebbero qualche cosa, ma non lo potrebbero mai dire. Tu immagini come fai a dire, ragazzi, vedi che ci sta attenzione, sai che casino succede. Io che cosa faccio? Nulla. No, io posso cancellare i messaggi direttamente di quelli che non mi danno fastidio, più di quello non posso fare. No, io non posso intervenire, deve intervenire YouTube, non io. Sì, vabbè, Anto, l'Apocalisse, sì, tutto quello che vuoi dire tu, sì, però questi sono problemi che ci sono da anni, in effetti. Quindi dare la colpa all'Apocalisse o alla fine dei tempi può essere pure relativo, capisci? Che questi sono problemi che ci sono sempre. Quindi è un casino al finale, non possiamo dire la fine dei tempi, l'Apocalisse, i vulcani ci sono sempre stati, i terremoti lo stesso, i Marsini, l'Etna, i Vesuvio ci sono sempre stati, quindi il problema è se si risvegliano. Sarà l'Apocalisse, ma nel senso che faranno un macello, questo sì. Vabbè ragazzi, allora la domanda è, qualcuno mi ha posto la domanda, che cosa accadrebbe se eruttasse il Vesuvio? Ragazzi, nei primi 20 km posso assicurarvi che nessuna cosa, persona, uomo, pianta, animale che sia, potrebbe sopravvivere. Quindi la verità è cruda, ma è questa. Poi gli altri dovrebbero riuscire a scappare oltre i 20 km, quindi diciamo non è una cosa buona, però la miglior cosa ragazzi è che se potrebbe ruttare se è Sud Italia, parlo io, quindi meglio, come si dice in napoletano, si dorme. Ragazzi, buona serata e ci vediamo al prossimo video. Io poi leggo i vostri commenti e in base ai vostri commenti poi faccio il video, diciamo, in effetti. Mi avevano detto in caso di eruzione del Vesuvio cosa accadeva. La risposta è questa, quindi cruda però vera, ragazzi. Io non mi piace dire bugie, quindi vi ho detto la verità. Lo so che molti di voi abitano lì, però come sempre io consiglio, se abitate nei pressi del Vesuvio cosa, se potete, io dico non dovete, se potete allontanatevi da quella zona rossa, diciamo. Poi ci sta chi non ha la possibilità e chi non ha i soldi per trovare un'altra casa, chi purtroppo c'è il lavoro lì, quindi diciamo non si può fare nulla. Come dice, come hai detto tu, preghiamo San Gennaro che ci fa sta buona. Ragazzi, buona serata e ci vediamo al prossimo video. Se volete qualche video in particolare lo scrivete nei commenti e poi farò il video. Qualche cosa volete sapere su qualsiasi cosa, poi se avrò
ho tempo diciamo è di mia competenza lo farò. Ciao a tutti e